Questo video è a supporto della candidatura di Trapani a città capitale della cultura italiana 2022. Picciotti, ma quanto è bella Trapani! È tutto il trapanese, quanto è bello, dal centro di Trapani che è bellissimo, ne spulsiamo a Maissala, ci andiamo un attimo a Mazzara del Vallo, il melting pot italiano, Favignana, Picciotti, Favignana, l'eleganza di Salemi, è quello che per me è il paradiso terrestre, Torretta Granitola, bellissima Trapani, splendida. Proprio su Trapani e sul trapanese c'è una bellissima storia che ci viene tramandata direttamente a P3 e poi ripresa da Muccioli diversi anni dopo. La storia di Vito Lucchio. Vito Lucchio era un raisi. Raisi è un pescatore, uno che si occupa della mattanza dei tonni. E come faceva d'abitudine ogni giorno, si prendeva la sua barchetta e questo frate si andava a San Teodoro a pescare. E un giorno, mentre erano al largo, vennero attaccati dai pirati. Sì, perché le incursioni dei pirati erano abbastanza frequenti in Sicilia, ma soprattutto nel Trapanese, per diversi secoli pure. I pirati erano armati insierienti, Vito e suo frate avevano 4 riti, fatto sta che la lotta durò pochissimo, nonostante ci provarono, vennero presi prigionieri e vennero portati verso le coste d'Africa e venduti come schiavi al mercato. Ovviamente era una vita tremenda, una vita da schiavi, e sta cosa a Vito non ci piaceva, quindi piano piano in lui cresceva questo malcontento e cercava un modo per scappare da quel campo di prigionia. E una notte effettivamente arrivò l'occasione giusta. Le guardie si addormisciero. Vito se ne adonò, chiamò tutti gli 8 compagni di prigionia e ci si picciottavano nella casa addormisciero. Col favore del buio cominciarono a camminare, ovviamente non sapevano bene le strade, però Vito era bravo, Vito era un pescatore e quindi si sapeva orientare, sapeva dove era il mare e li portò verso il porto. Una volta giunti al porto però si accorsero che c'erano un sacco di guardie e quindi non potevano scappare, sarebbero stati presi e probabilmente uccisi. Vito allora parlò coi compagni, decisero di tornare indietro, intrufolarsi di nuovo nel villaggio e aspettare un'altra occasione magari più favorevole. Qualche giorno dopo l'occasione si presentò, ma Vito era stato separato dal fratello che era stato venduto ad altri schiavisti, però decise comunque di scappare, tentare la fuga comunque e liberare quelli che erano lì con lui. Allora si misero tutti in cammino, intrapresero lo stesso cammino che avevano fatto, ma invece di andare al porto si spostarono, non andarono lì perché si aspettavano molte più guardie da quella parte. E videro che poco fuori il porto c'era ormeggiata una nave e faceva proprio al caso loro. Piano piano si avvicinarono alla nave, videro che c'erano 7 soldati, si divisero per bene e grazie all'effetto sorpresa riuscirono a ammazzare 5 soldati della nave e 2 li presero prigionieri. Una volta chiamati in capanale ci si picciottammo ninne, via, scappamo. Fu questione di minuti, i pirati incusciarono subito, li videro allontanarsi e si misero all'inseguimento. I pirati da lontano cominciarono a attaccare la nave di Vito, ma Vito continuava. Addirittura i 2 prigionieri riuscirono a liberarsi e tentarono di affondare la nave. Vito e i feci incatenati ci la vista dei fiemme perché non mai a casa. Finalmente si vedevano le coste del Trapanese e i pescatori già si avevano adunati tutto in questa succeria. Arrivarono le truppe del viceré che dalla terraferma cominciarono ad attaccare i pirati e a fare da scudo a Vito così che potesse rientrare in porto. E finalmente tra le urla di gioia Vito riuscì a portare in salvo se stesso e gli 8 compagni di prigionia. L'usanza dei tempi prevedeva anche che per liberare un siciliano ci volevano 2 pirati, quindi Vito riuscì anche a dare questi 2 pirati in cambio della liberazione del fratello. Questa storia mette in luce 2 caratteristiche principali del siciliano. La prima è quella di cercare sempre una via d'uscita, salvarsi in un modo o nell'altro, io me ne dirò a casa. La seconda è quella del rapporto dei siciliani con il mare, che sì ci ha dato sempre da mangiare, però una serie di camurini dette puro. Probabilmente il miglior modo per riassumere il rapporto dei siciliani col mare è quello di utilizzare le parole di Verga, che diceva che il mare è bello, ma è traditore. Concludo questo video con un grandissimo in bocca al lupo a Trapani. Vi meritate e ci meritiamo come siciliani di rappresentare la cultura italiana nel 2022 e negli anni a venire pure. In bocca al lupo Trapani, forza Picciotti!